Buonasera, Juve, Forza Napoli! Stiamo a meno uno dalla Juventus contro il Napoli. a Juventus. E chi è sta Juventus? A Rubentus! Vabbè, qua lo chiamiamo Juventus. Vabbè, lo chiamiamo la Juventus, può piacere se Rubendi si che poi è sempre uno sfottocalcista, anche se loro non si meritano un bip. Non si meritano un bip perché, ma vi spiego subito perché, non ho capito noi che c'entravamo nella vostra partita con l'Empoli di cantare i cori contro di noi. Boh, io non ho capito in quel contesto della partita che c'entriamo noi con quei cori. Beceri, peggio di voi, perché chi canta, mi riferisco a chi canta quei cori beceri, si dice più sporco, più sporco e tutti sporco, guarda papà, perché è così. Anche se io non voglio offendere nessuno. Non ho capito, infatti senti. Non voglio offendere a nessuno. Ma infatti non bisogna offendere, però perché bisogna offenderci noi? A te ti fa piacere quando dicono Vesuvio lavaci, ma sanno che si scema, se o Vesuvio ci lava a noi, a peggio vanno pure loro, perché succedono terremoti sempre di continuo, perché la terra poi dopo si scatena, si erutta il Vesuvio, perciò siete pure scemi, sì, pure scemi, canocca, siete proprio scemi, canocca, hai capito papà? Canocca. Hai capito? E guarda là, oi! E guarda là, oi! No, guarda, allora, domani giochiamo al Rubentus Stadium. Meno uno, anzi, manca meno uno, mancano... Che ore sono adesso? Che ore sono? Le 22:24. 22 e 24, allora già lei si è venuta la partita con un bello risultato a favore. Già lei si è venuta la partita, ci mancano 22 ore che ci mancano dalla partita. L'unica cosa che è vergognosa sempre come solito, perché questo non è calcio, perché non bisogna fare tutto un erbo un solo fascio. Però visto che la società Rubentus ha deciso così come sempre, fa tutto un'erba un solo fascio, ha deciso che i nostri tifosi non ci sono. Ma com'è sta cosa? Voglio che la malavita può entrare e il tifoso napoletano no. Ma com'è sta cosa? La malavita può entrare nel Rubentus Stadium e i tifosi del Napoli no. Volete sapere sta malavita qual è? Quelli che comandano i settori, che fanno parte pure della società, è che il vostro Andrea Agnelli, vostro Andrea Agnelli, ha i contatti segreti, è uscito pure sul giornale. Come la malavita potra sì e noi no. Questo è ancora più vergognoso. Vabbè, comunque ne andremo di conseguenza. Alla fine c'è una partita di andata e una partita di ritorno. Che io Questo, dimmi. So che il ritorno si gioca Coppa Italia, si gioca il 2 di aprile. No, Sì. Ma te guardato? 2 aprile. Sì. No, No, l'hanno spostato le date. Le date l'hanno soltanto il 28 hanno spostato. Ah, sì, giusto. Mio figlio è più aprile, informato di me. Il 2 aprile c'è di Coppa Italia, il 5 di aprile c'è Napoli-Juventus. Due partite, 3 volte che giochiamo la stessa, 2 volte che giochiamo la stessa partita in casa. E allora dal 2 al 5 aprile al Stadio San Paolo ci sarà la sagra della porchetta, i guai.
L'effetto Dal 2 forchetta. al 5 aprile c'è sta la sacra forchetta. Higuain. Ah, madonna, L'effetto ma forchetta. secondo voi, no? Allora, mo mi rivolgo alle persone che vogliono dialogare, non quelle che offendono, perché nel video precedente, come altri, ma sono carricriano a voluto tanto cesso, ma sono carricriano a voluto tanto cesso, ma proprio bello, come appena sbagliato, ora dicete una parola fuori posto, eccetera, eccetera, o napoletane, ve l'ho detto, accetto il sfottò, che volete voi, sull'ambito sportivo. Come ha perso Napoli, ma ti hai sfottuto, i limoni, zuccuso, vabbè, che poi i limoni, zuccuso, come vedo qui, non vedo nessuno, quindi potete imitarmi, mo l'originale sono chi? L'originale, a prescindere. Limitatevi sempre nello sfottò calcismo, perché come andate oltre a dire una parola fuori dal comune, cioè napoletano, queste cose qua, tutte sta munnezza che tenete in faccia, sta munnezza che avete in faccia è mucca, perché vi mangia a voi la munnezza, io tanto cesso, sì, io tanto cesso, e gli la colonna fecale nel vostro logo, colonna fecale, c'è, proprio, è un logo ruccesso, e gli là dentro, in due cesso, quindi mi diverto. Ogni video, potete credere, ogni video che faccio una scaricata di cesso, ma è una cosa proprio mai vista, ed è soddisfatto. A testa muta, muti dovete stare, vi facete i contatti, tranquilli, vi porto sempre dove c'è tanti cesso, l'acqua, io lo tengo sempre aperto, scarica sempre. E voi avete sempre nella colonna fecale, c'è. Ma va, C'è. perché alla fine il presidente non chiede di fare lo stadio nuovo al comune come lo sta chiedendo di fare la Roma? Allora, Michele, non l'ha chiedere il presidente, noi purtroppo... No, l'ha chiesto infatti il presidente della Roma di fare lo stadio nuovo. Sì, però visto che la giunta comunale della romana è tutta un'altra cosa rispetto a Napoli le cose si va a rilento, eccetera, eccetera. Che da dice a papà? Che vuoi che ti dica? Il comune purtroppo, Ma scusa. lo stadio non è in grado di farlo, Perché? oppure di ristrutturarlo, e quindi ma a papà scusa. o si inventa una cosa di Laurenti, oppure a mantenere illustrati è così, che sono carappiezze, ma no. Lo so, ma Chi scusa, schifo. almeno De Laurentiis almeno non fa cunciare lo stadio, però fa cunciare il gabinetto. Mo pure i CS. A proposito, stiamo parlando di colonna fecale Rogers, ma pure che fanno accusare la colonna fecale e mettono manco a fare apposta il logo a Rubentus J, quel nuovo logo che hanno fatto. Comunque, raga, beh, domani veramente sarà una partita sempre bella da vedere. Rubentus Napoli. Che se mi ricordo bene, la nostra storia è che nel 2014 noi ci abbiamo vinto in Supercoppa italiana contro la Juventus 8-7 ai rigori, ha sbagliato Gonzalo Higuain e Carlos Tevez. Sì. E Marcanzi che ha sbagliato. Vuoi ricordare? Io se ricordo, non lo E so. mi ricordo Ditemi anche se c'ha che ragione. io mi ricordo anche che Non quando... è cervello, io non nate in cervello. mi Io ricordo- sì, ma sul pallone, sul Napoli, oppure sui risultati, eccetera. A scuola non ciucci. so pure che quando abbiamo vinto è perché la parata Rafa è una parata pure un pochino
di culo perché c'è Che la rete Steve Sanchez, giocavano così. Su chi è che Sto- tirò quel rigore che parò? Raffaele? Pirlo. No. E chi è? Aspetta. Bonucci. No. Ma sa che tu lo ricordai, io non lo so, immagino scordò. Eppure io. Però ma sa che tu lo ricordai. Ma però vabbè, mica mi posso ricordare tutti i particolari. Mi sono ricordato come è finita, mi sono ricordato i giocatori che hanno sbagliato. Ha sbagliato Tevez, Higuain e Hamsik. Sì. Hamsik ha proprio pi- sicuro. Hamsik ha andato l'intera la curva, è andato il pallone. Voglio ricordare queste cose. Mettetemi sotto al video, a parte un like, tanti like per Michele, mettete i like per Michele, tanti poi i dislike sono quelli che ha accettato in due cessi, tutti quelli che ha accettato in due cessi sono tutti dislike, guardate quanti dislike ci stanno, sono tutti quelli che ha accettato in due cessi, e so poco, ce ne saranno altri, ce ne saranno. E quando scarica che fa, voi commentate, facetevi i contati, e scarica. E non puoi fare prima che fai soltanto. Ma c'è a fare un scarico personale, con risucci. Allora, Michele, domani... Mi ricordo anche una partita con la Fiorentina Sì? che avevamo vinto, avevamo pareggiato in realtà. In Coppa Italia ci abbiamo vinto 1-0, abbiamo vinto. Sì. Invece in campionato italiano ci abbiamo pareggiato 2-2. Gol mi pare Kalinic, Porcavalero, di noi mi pare Mertens e chi l'altro? Caigon. Mi pare che era Caigon. Ma allora, Michele, papà si è fatto vincere, non si ricorda niente. Tu forse se ricordi qualcosa in più, ma io sono vincere. Mi avvio alla quarantina. Voglio comunque noi vi salutiamo, vero papà? Speriamo che sia una bella partita di calcio e niente, speriamo che facciamo risultato oppure portiamo un bel risultato a casa. Voglio un bacio e sempre forza Napoli perché tutto riesce. E Munnezza si chiede. Ciao, voglio un bacio E forza Napoli.